Porto Empedocle raggiunge un altro traguardo e lo fa recuperando un pezzo della sua storia. Restaurate le antiche fosse della Torre Carlo V e tutto è ormai pronto per la cerimonia di apertura che avverrà sabato 9 giugno alle ore 18:30. Saranno presenti tra gli altri il celebre scrittore empedoclino Andrea Camilleri, l'assessore regionale ai beni culturali e all'identità siciliana Sebastiano Missineo e il soprintendente Pietro Meli. Il sindaco Calogero Firetto spiega di aver scelto e concordato con lo stesso Andrea Camilleri la data dell'inaugurazione. Come è noto, infatti, Camilleri ha descritto in un fortunato romanzo storico la strage dimenticata, avvenuta proprio all'interno delle fosse. La storia narra dell'assalto alla torre durante i moti antiborbonici del 1848 ed il tragico epilogo in cui il comandante della guarigione borbonica uccise 114 detenuti rinchiusi nel bagno penale della torre per timore che potessero sollevarsi e unirsi ai rivoltosi. Oggi le antiche fosse sono state giudiziosamente restaurate e saranno finalmente aperte al pubblico, che potrà accedervi gratuitamente in attesa del completamento dei locali superiori della torre destinati ad ospitare il primo museo regionale del mare. Nelle fosse è stata realizzata la sala cannoniera con alcuni dei cannoni ad avancarica di epoca borbonica, un tempo in dotazione alla torre e poi trafugati a Perugia, che il sindaco Lillo Firetto e lo scrittore Andrea Camilleri sono riusciti a recuperare e riconsegnare alla città. Altri due cannoni borbonici che capovolti venivano utilizzati come bitte per l'ancoraggio dei natanti al Molo Crispi sono stati scoperti dal sindaco Firetto, che li ha fatti recuperare e restaurare, restituendoli agli empedoclini e decretando così la volontà dell'intera cittadinanza di volersi riappropriare del proprio passato e delle proprie tradizioni marinare. La torre di Carlo V nasce come un monumento eretto a difesa del centro marinaro e faceva parte del sistema di avviso delle torri costiere della Sicilia, costruite su indicazione dell'architetto fiorentino Camillo Camigliani con lo scopo di difendere le attività commerciali dagli attacchi dei pirati saraceni. Oggi è il luogo simbolo della città marinara e adesso si attende l'apertura del Museo del Mare e l'ampliamento della Villa Crispi che si trova ai piedi della torre, due strutture che saranno pronte per il prossimo mese di luglio, quando Porto Empedocle festeggerà i 150 anni della sua fondazione.